Paolo Vacca. Buona sicura. Sa. Sa.
Ringraziamo il duo Sigura Vacca con Pierpaolo Vacca e Mauro Sigura. Ed ora il reading Matteotti 10 vite di e con Vittorio Zincone. Mamma mia, mamma mia. Mi siedo perché tremano le gambe. Intanto che meraviglia essere qui e che meravigliosi che siete voi, l'isola delle storie. Quella di Matteotti è una storia che comincia piccola, è una piccola storia di provincia, diventa una storia grande, si trasforma in una storia gigantesca e poi diventa la storia con la S maiuscola, perché è la storia di tutti noi. Adesso per chi rimarrà ad ascoltarmi e non scapperà via, si accorgerà che è una storia che parla anche di oggi, di come si fa politica, di come si dovrebbe fare politica, di come si dovrebbe fare giornalismo, di come si dovrebbe fare comunicazione. Ho sentito nei vari panel a cui ho assistito come spettatore, come voi, molti scrittori che dicevano: non vi dico tutto di questo libro perché non vorrei spoilerare il finale. Allora, il finale del mio libro fortunatamente è noto, sfortunatamente è noto. Matteotti muore per mano fascista, ed è però il fatto che si sappia questa cosa qui uno dei motivi per cui secondo me è importante scrivere questa storia, raccontarla, perché di Matteotti alla fine si sa soltanto questo: si sa che è morto. Io ho continuamente prove del fatto che si sa solo questo. Adesso non faccio un'interrogazione qui, anche se mi piacerebbe voi aveste un microfono eventualmente per fare domande e per intervenire se sentite che dico qualcosa che non condividete o che per cui volete dei chiarimenti. Di Matteotti si sa che è morto. A me è capitato ormai qualche mese fa che il figlio di un amico mi dicesse: il professore di storia ci ha appena spiegato Matteotti. E io, che è da 2 anni che sono immerso in questa vita, gli ho chiesto: e che cosa ti ha detto? Ha fatto un discorso e l'hanno ammazzato. Chiuso la storia di Matteotti nella storia del liceale, si è chiusa lì, in queste due battute. Ma mi è capitato anche di amici colti, nel senso che sono persone che leggono, che fanno come me televisione, comunicazione, giornalismo, che dopo un anno che mi vedevano lavorare a questo libro, mi dicevano: ma come è stato andato il tuo approccio col caso Mattei? Il lavoro su Ciro Menotti prosegue bene? Quindi comunque Matteotti, voi siete qui perché magari siete degli appassionati matteottiani, in realtà di Matteotti non si sa molto. Ed è il motivo per cui invece bisognerebbe raccontare questa storia, perché Matteotti fa e dice cose giuste. Adesso, qualunque sia il vostro orientamento politico, spero che condividiate molte delle cose che pensa, dice e scrive Matteotti, e non solo dice cose giuste e fa cose giuste, ma le fa nel modo giusto. Io nei suoi confronti ho subito una specie di innamoramento vero, nel senso che quando vi sarà capitato, leggete un articolo e condividete esattamente quello che scrive il giornalista, leggete un discorso di un politico, ormai credo che vi capiti un po' meno, penso, però comunque leggete il discorso di un politico e dite esattamente quello che vorrei sentirmi dire. Matteotti fa questa cosa qui. Ed ha una vita che non è noiosa come si potrebbe pensare sapendo semplicemente che è morto e che era un deputato. Ha una vita anche molto avventurosa. Mi è capitato di fare presentazioni con un giovane storico che si chiama Valerio Renzi, che è uno storico dell'antifascismo, che mi diceva: ma chi gliene frega alla gente di Matteotti? Mica ha preso un treno, è andato a Pietrogrado e ha fatto la rivoluzione russa, non ha attraversato tutto il Sud America come Che Guevara per poi arrivare a Cuba e fare la rivoluzione. È uno che stava in biblioteca. Non è vero. Matteotti ha avuto una vita molto avventurosa, nel senso che risse, minacce, ha subito rapimenti prima del rapimento celebre da cui poi è derivata la sua morte del 10 giugno del 24, ha avuto scontri, è stato sfidato a duello, era in continuo movimento, ha fatto campagne elettorali mascherato, incappucciato, con la barba finta, poi vi spiegherò perché. Comunque è una vita che veramente va raccontata anche per capire come si faceva politica non solo sotto il fascismo ma nel Regno d'Italia da socialisti.
Questo libro si chiama Matteotti 10 vite e le 10 vite lui le ha vissute veramente, non è soltanto un vezzo da titolista, anzi la casa editrice voleva intitolarlo Vita e morte, pensate all'originalità, Vita e morte di Giacomo Matteotti. Invece no, Matteotti 10 vite, e si chiama così perché lui intanto voleva avere 10 vite. Più volte alla moglie, c'è questo carteggio meraviglioso tra lui e la moglie, che è stato curato da uno storico del socialismo che si chiama Stefano Caretti. Lui gli dice: io vorrei avere 10 vite, lo dice romanticamente dicendole una la vorrei dedicare a te, ma dice 10 vite perché lui ne vive tante e ne vorrebbe vivere più di quelle che ha già vissuto. Lui è un ricco proprietario terriero. Comincio a raccontare chi è Matteotti. Matteotti è un ricco proprietario terriero del Polesine, che è una regione poverissima dell'Italia, in Veneto, è la provincia di Rovigo, e da proprietario terriero vede la miseria. Ha un fratello socialista, vede questa miseria e comincia a appassionarsi alla storia dei braccianti e al migliorare la vita di questi braccianti. Non è solo un ricco proprietario terriero, è anche un giovane giurista che si appassiona alle sorti di chi compie un delitto più volte, la recidiva, e diventa un talentuosissimo ricercatore di diritto penale, un proprietario e un giurista, ma è anche un sindacalista integerrimo e fenomenale, fa delle battaglie per i braccianti incredibili, è un amministratore locale, diventa sindaco di piccoli paesi e poi consigliere provinciale, e lo fa con una precisione, determinazione, attenzione ai conflitti di interessi, all'esattezza dei bilanci, al non sprecare nulla, che fa pensare, io adesso non so se qui c'è un amministratore locale o se c'è il sindaco di Gavoi, ma fa pensare a come dovrebbe essere veramente un amministratore. Allora, è un deputato, ovviamente nel 19 diventa deputato, diventa segretario del suo partito, stiamo sempre sulle 10 vite, è un marito ed è un padre straordinariamente e drammaticamente assente. Vi racconterò anche qualcosa della sua vita personale, di questo rapporto con la moglie, perché serve per togliere dal piedistallo Matteotti, perché non era un uomo come tutti noi vorremmo essere, aveva ovviamente dei difetti anche terribili che adesso vi racconterò, ma che aiuta a toglierlo da quel piedistallo che è quello in cui lui sta. Di Matteotti si sa appunto che è morto, e si sa che ci sono 4.000-5.000 strade in questo paese, non so se a Gavoi ce n'è una, ma di sicuro a Nuoro c'è via Matteotti, a Roma c'è il ponte, ci sono piazze e vie in tutta Italia, non si sa altro appunto, ma è anche un modo per non approfondire più di tanto questo, cioè lasciarlo lì come un monumento, per non approfondire tanto che cosa pensava lui. Ok? Quindi abbiamo detto le 10 vite, e sono queste. Non è mai domo, non si ferma mai, ha un'energia veramente mostruosa e lascia spesso tracce del fatto che vorrebbe fare altro, oltre a queste cose che vi ho già detto. Lui è uno che scriveva alla moglie: l'altro giorno stavo costruendo una casetta con un bracciante e ho visto che come architetto sarei molto elegante, sarei fantasioso. Va in gita a Chieti, in una delle sue numerose gite, è curiosissimo, si infila sempre nei musei, nelle chiese, anche per questo uno dice: ma che persona meravigliosa è, non era uno che si fermava a fare appunto il parlamentare socialista, era uno curioso, molto curioso. Va a Chieti in una di queste sue gite, vede che ci sono degli artigiani bravissimi, scrive alla moglie: qui dovremmo fare un'industria di quelle del tipo mecenatesco, e cioè rendere l'arte una cosa più a contatto con tutti. Tutte queste sue vite sono indirizzate verso una causa, che è quella, il suo progetto politico, quello della costruzione del socialismo. Adesso bisogna fare una piccola premessa storica per chi è interessato. Il socialismo a inizio secolo, a inizio Novecento, si divideva in due grandi tendenze, che era quella dei massimalisti e quella dei riformisti. Lui era un socialista, riformista, gradualista. Okay? Oggi non esiste niente di simile. Sia riformisti che massimalisti avevano come scopo la costruzione del socialismo nel paese. I massimalisti volevano farlo in maniera anche violenta, con una rivoluzione, prendendo il potere. I riformisti sostenevano che la società si potesse cambiare attraverso le riforme, per l'appunto, le leggi, gradualmente. Lui non solo era riformista gradualista, pensava che si dovesse costruire questo socialismo dal basso,
e cioè insegnando al popolo, alle masse, quelle che lui chiamava le masse incolte, c'è un po' di snobismo in Matteotti, le chiamava le masse incolte, gli si dovesse insegnare ad amministrare appunto i piccoli comuni, ad amministrare i sindacati e soprattutto le si doveva istruire, perché senza l'istruzione e senza questa palestra amministrativa e sindacale non si sarebbe costruito quello che lui chiamava appunto il socialismo dal basso. In questa sua lotta, diciamo, per il miglioramento delle condizioni, all'inizio soprattutto ai braccianti, poi per cambiare completamente il paese, lui ha un problema gigante, e cioè che è ricco. Oggi lo si chiamerebbe probabilmente il comunista con l'autista, oppure il comunista con Rolex. E come è successo a lui, lo impiccherebbero al suo Rolex. Lui oggi avrebbe un Rolex e verrebbe impiccato a questo Rolex. Lo chiamavano il socialista impellicciato, il social milionario, perché non veniva accettata questa cosa che uno che stava bene andasse a sporcarsi le mani, andasse tra i braccianti, facesse dei piccoli accordi comune per migliorare queste vite. Una cosa che non era accettata né da quelli che erano i liberali, i clerico moderati, né dai suoi stessi. Ci sono delle corrispondenze di suoi compagni di partito che dicono: a me non sta bene questa cosa, che c'è il milionario che insegna e gli straccioni che devono imparare. Quindi lui comunque passa la vita a difendersi non solo dai suoi avversari politici, ma anche dai suoi compagni politici. Ed è da questo punto di vista anche un eccezionale polemista, perché queste accuse che gli vengono fatte sia in ogni sede amministrativa, sia in Consiglio Provinciale di Rovigo, sia in Parlamento, sia sui giornali, lui risponde a tutte queste accuse che gli vengono fatte. Ogni volta dice: è vero, io sono ricco, è vero, mi piace stare in giro con la pelliccia, è vero, curo il colore delle mie scarpe, dopodiché però io tasso me stesso. Io faccio il contrario di quello che fate voi altri, e questa è una sua altra caratteristica, la coerenza. Se io sono socialista ma sono ricco, io passo la mia vita, ed è quello che lui ha fatto, a tassare se stesso. Lui ha delle terre, è un proprietario terriero, e la prima cosa che fa è proporre di abolire i dazi doganali sui prodotti della sua terra. Ha un'automobile, è uno dei 20 che ha un'automobile nella provincia di Rovigo, e propone la tassa sull'automobile. Non solo, una famiglia ricca non dovrebbe volere le tasse di successione. È una storia che noi conosciamo, siamo il paese europeo con le tasse di successione più ridicole che ci siano. Indovinate un po', Mussolini abolì la tassa di successione 100 anni fa. E lui invece voleva aumentare queste tasse di successione. E in una polemica che fa con una rivista che si chiama La Libertà Economica, che gli rinfacciava di essere un massimalista, quindi un rivoluzionario, lui dice: non c'è bisogno di essere massimalisti per volere l'abolizione dell'eredità. Allora, l'abolizione dell'eredità vuol dire che una generazione azzera i propri beni per metterli a disposizione della collettività. Okay. Magari voi non siete d'accordo con questo, io adesso ammetto che nemmeno io sono d'accordo con l'abolizione dell'eredità, però per dire il livello di avanzamento sulla giustizia sociale che avevano i riformisti, se voi pensate, io adesso purtroppo sono in streaming, non dovrei fare nomi, ma invece facciamoli, se voi pensate chi sono oggi i riformisti in Italia, che sono Renzi e Calenda, e pensate all'abolizione dell'eredità, capite bene che c'è qualcosa che non funziona. Cioè lui era uno che andava in Parlamento, andava nel Consiglio provinciale, andava nel Consiglio comunale per togliere a se stesso e dare alla collettività. Oggi la maggior parte delle persone che voi avete votato, purtroppo, e non sto facendo un discorso populista, perché io vorrei che fossero meglio, noi dovremmo votare delle persone che sono meglio di noi, dovremmo votare i Matteotti che ci sono in circolazione. La maggior parte delle persone che avete votato è lì molto probabilmente per migliorare la propria condizione, e se non nascono così un pochino ci diventano. Purtroppo, lo dico, mi occupo di politica da 30 anni, incontro questa cosa. Matteotti no, appunto. Si toglie il pane di bocca, educa se stesso per educarne 100, si possono usare varie formule, ed è per questo che la storia di Matteotti, che è la storia che riguarda 100 anni fa, in realtà parla all'oggi per il tipo di polemiche che lui fa, anche giornalistiche, per come si fa politica, per come si fa comunicazione, perché di fronte a delle derive sicuritarie e illiberali che
diciamo che vediamo espandersi in tutta Europa, era una persona che non indietreggiava di 1 metro. Lui usa una formula, per adesso vado fuori dalla mia scaletta, me l'ho fatto tutta una scaletta, però andiamo un po' a braccio. Lui usa una formula per descrivere il suo riformismo. Queste sono delle persone che non amano Matteotti. Per descrivere il suo riformismo, che è questa qui, e cioè transigente nella forma, intransigente nella sostanza. E cioè bisogna poter fare delle alleanze, bisogna poter fare degli accordi anche con quelli che erano i partiti borghesi e con cui i partiti socialisti non volevano avere nulla a che fare, ma su alcuni principi non bisogna fare un passo indietro. E lui non fa un passo indietro, poi ovviamente come voi tutti sapete muore, ma in realtà non è solo questo. Lui non fa un passo indietro appunto sugli accordi sindacali, non fa passo indietro sul tipo di amministrazione. Lui è uno che alle amministrazioni socialiste, quando sprecano dei soldi, lui gli dice no, io questa cosa non la voto, perché non è una cosa che fa bene alla comunità. Okay. Se voi mi dite quanti politici di questo tipo conoscete e avete incontrato, io diciamo vi faccio sedere sul palco e condividete con me anche questa storia. Comunque, il suo socialismo, e qui andiamo al primo reading, perché ci sono alcune cose che quando le ho lette ho detto ma scusami, ma un riformista, gradualista dice queste cose? C'è a un certo punto un congresso socialista nel 1919, c'è appena stata la rivoluzione russa, i socialisti sono in fibrillazione in tutta Italia, in realtà sono in fibrillazione in tutta Europa, perché tutti quanti sperano che si faccia questa rivoluzione, ok? Che in Francia, in Germania, in Italia si faccia la rivoluzione. Lui, essendo un riformista, non vuole fare questa rivoluzione, scrive un pezzo sulla Lotta, che è questo settimanale locale di Rovigo su cui lui punzecchiava un po' tutti, scriveva su questo settimanale locale come se fosse in realtà un giornale nazionale. Lui scrive un pezzo in cui dice come si dovrebbe essere riformisti e interviene sulla polemica appunto tra riformisti e massimalisti. Si rifiuta di scegliere, lui dice noi dobbiamo andare sul concreto, dobbiamo migliorare le vite delle persone, e scrive: qual è infatti il rivoluzionario che, conquistato un comune o istituita una cooperativa, oserebbe rinunziarvi o rimanervi inerte nell'aspettativa della più grande rivoluzione? Sta dicendo ai rivoluzionari: ma se noi stiamo governando una piccola amministrazione, invece di avere la pretesa di ribaltarla, ma miglioriamo le condizioni dei nostri cittadini amministrandola bene. A me sembra la base, però all'epoca non lo era. Perché si perde tempo a dilaniarci a vicenda? I congressi, se voi leggete dei congressi socialisti, i congressi socialisti sono dei litigi, sono degli scazzi, si sbranano per delle stupidaggini. Lui dice: perché si perde tempo a dilaniarci a vicenda? Perché al gruppo parlamentare, che ovviamente deve fare delle riforme, si fanno tutte le accuse di tepidezza o di collaborazione con altre forze o altri partiti? Si pensa forse che la rivoluzione, cioè l'immediato abbattimento del governo borghese, darà senz'altro alla massa, come per una forza magica, quelle virtù che non ha? Voi pensate a tutti i rivoluzionari di cui avete letto e pensate invece a questa persona che dice: ma è inutile che tu fai la rivoluzione, perché se fai la rivoluzione prendi il potere, ti vengono dietro, ma ti vengono dietro perché hai preso il potere, non perché loro sono diventati socialisti. Quindi dice: no, non bisogna fare questo. Lui dice: io credo veramente che compiere una rivoluzione sia piccola e facile cosa. Abbattere la borghesia è il meno, il più è costruire e preparare il socialismo dentro di noi. Ora, quando la massa sarà pronta ed educata al socialismo, la rivoluzione avverrà da sé, per forza di cose. Ma appunto perciò noi dobbiamo compiere giorno per giorno quella più difficile ed aspra opera di preparazione, la quale non si riassume in un facile grido incomposto o in una momentanea ubriacatura. Pensate a tutti i populisti che noi da 20 anni abbiamo e che cercano di ubriacarci, appunto, cercano di dirci meno tasse per tutti, 1 milione di pensione. Quella è l'ubriacatura, e quella roba lì. La vera opera rivoluzionaria e socialista è fatta di coscienza e di sacrificio.
Giorno per giorno gli operai nella fabbrica, i contadini sulla terra, gli impiegati nel loro lavoro si devono foggiare i loro organi, le loro capacità, imponendole alla borghesia come successive conquiste, le lotte economiche, e qui viene, pensate oggi pensate ai nomi che vi ho fatto e pensate a com'era il riformismo prima. Le lotte economiche sono prima per l'aumento del salario come condizione di vita, quindi sono per il controllo dell'azienda, più tardi ancora per l'assunzione diretta dell'azienda, sostituendosi al capitalismo. Lui non era contro il mercato, I massimalisti erano contro il mercato, i comunisti che vengono dopo nel 21 sono contro il mercato. Lui era a favore del mercato, ma il mercato andava gestito da dentro, dagli operai, da dentro le imprese. Le conquiste politiche non servono, come ridicolmente c'è nel programma massimalista, non servono per instaurare il socialismo con un decreto, bensì ci servono prima come critica al regime borghese, poi come addestramento dei lavoratori, la cosa che vi dicevo, vanno addestrati a gestire il bene pubblico. Quindi abbiamo detto i comuni, il sindacalismo, un socialismo che era radicale nella sostanza e intransigente nella sostanza ma transigente nella forma, e poi aveva, e qui c'è il primo elemento di modernità incredibile di Matteotti, un'attenzione alla scuola incredibile, dicendo che la massa si sarebbe affrancata dalla propria sudditanza economica e culturale dello Stato borghese soltanto con l'istruzione, non diceva soltanto che bisogna investire di più nella scuola, ma anche diceva come bisogna investire nella scuola. E ci sono un paio di discorsi che lui fa, torniamo a Reading, uno alla Camera e uno sempre a un altro di questi congressi di piccoli amministratori socialisti, che secondo me sono illuminanti, perché sembra di sentirli oggi. Sentite questo è alla Camera. Quando un gruppo di industriali minacciano la serrata, o un gruppo di impiegati o di smobilitati minacciano lo sciopero, voi provvedete. Sta parlando alla Camera. Gli sta dicendo, se c'è uno sciopero dei tassisti, voi immediatamente fate un provvedimento in favore dei tassisti. Se c'è uno sciopero di impiegati, voi fate qualche cosa. Quando si tratta di 500.000 fanciulli che non possono istruirsi, allora voi vi rifiutate, perché vi preoccupate soltanto delle minacce attuali e non del bene futuro della nazione. Voi vi preoccupate di far funzionare cantieri e fabbriche magari anche in maniera antieconomica, ma quando si tratta di povera gente che vi chiede la prima istruzione necessaria per acquistare dignità d'uomo, allora negate. Eppure l'Italia non ha altra ricchezza che nelle braccia e nell'intelligenza dei suoi ragazzi. Adesso. E questo quando vi dicono che adesso non voglio fare il comizio politico, però ragazzi, questo qui è un politico, è la storia di un politico, è una storia gigante, un po' tocca fare anche un po' di propaganda sulle cose buone, non partitica, però politica, quello che bisogna pretendere. Lui pretendeva che i politici investissero nell'istruzione, perché non abbiamo un altro bene. Quindi quando vi dicono che bisogna investire in altro, secondo me c'è un errore. Ma come bisogna investire? E qui andiamo a un'altra cosa molto attuale. Bueno, adesso non so se qui c'è lo stesso problema, però nelle scuole italiane da un po' di tempo, quindi qui c'è lo stesso problema, ma nelle scuole romane di sicuro so che c'è in maniera radicale, gli studenti vengono trattati un po' come polli da batteria, vengono indirizzati alla famosa alternanza scuola-lavoro, come se dovessero imparare a lavorare a 16 anni, a 17 anni, e invece non dovessimo regalargli noi un tempo per formarsi come uomini e come donne. E allora lui dice, in questo congresso di amministratori locali, vogliamo noi, e parliamo di 105 anni fa, e noi adesso siamo ridotti con l'alternanza scuola-lavoro, vogliamo noi veramente che la scuola sia preparazione per l'officina, per il lavoro? No, assolutamente no. La scuola deve essere qualche cosa per cui, almeno per 4 o 5 anni, la gente del popolo non pensi alla preparazione del lavoro manuale. Impari qualche cosa che sia fuori del lavoro immediato, impari anche delle astrazioni. Io quando ho letto questa cosa ho pensato a mio figlio che si lamenta perché studia latino. A che mi serve latino? Il latino non serve a niente. Ti serve come astrazione invece. Ti serve perché il tuo... Ti serve perché
il tuo cervello deve lavorare non pensando per forza che quello che studia serve a qualche cosa. Studio questo perché poi faccio questo. No, devi crescere come uomo. Non dobbiamo essere di quelli che vogliono la preparazione del ragazzo all'abilità tecnica. Vogliamo che questo insegnamento sia libero, ma pensate questo nel 1919 scrive queste robe. Vogliamo che questo insegnamento sia libero. Lui ha una polemica con la Chiesa sulla scuola piuttosto accesa. Sia libero, poetico, astratto, perché ne godano per una piccola parte di tempo e ne portino con sé il ricordo per qualche anno. Allora adesso, qui evidentemente non ci sono tanti insegnanti. Quando io leggo questa cosa, le platee delle presentazioni dei libri sono quasi tutti insegnanti. Bravo, l'insegnamento poetico. Sono tutti felicissimi di questa cosa qui. Però vabbè, comunque, il suo è un radicalismo e ha un'attualità sulla scuola che secondo me è evidente. Un'altra attualità incredibile ce l'ha sulla guerra. Matteotti è un pacifista, antimilitarista, neutralista, un po' come tutti i socialisti dell'epoca. Quando dico questa cosa qui, generalmente tutti quanti pensano al pacifismo di oggi. In realtà nel frattempo c'è stata una seconda guerra mondiale che ci ha fatto capire come alcune guerre, quando c'è una forza del male, il nazismo così forte, sono necessarie. Io penso che in generale oggi non ci sia bisogno di fare guerre, ma il suo pacifismo, come tutto il pacifismo dei socialisti di inizio secolo, è un pacifismo che parte da un presupposto molto semplice. Il presupposto è: lo Stato borghese fa la guerra per conquistare un nuovo mercato. Gli operai e i braccianti non hanno nessun interesse a fare la guerra, perché la cosa migliore che gli può capitare è che cambi il padrone. La cosa peggiore è che muoiano. Allora, questo suo essere un antimilitarista è quasi, all'inizio della sua carriera politica, il binocolo con cui vede la realtà. Giudica gli altri a seconda di come si schierano sul colonialismo pure, e quindi sulla guerra che Giolitti fa contro la Turchia per conquistare la colonia in Libia, e lui lì ne combina di ogni, ma soprattutto sulla Prima Guerra Mondiale. Sulla Prima Guerra Mondiale, come forse sapete, c'è una rottura all'interno del fronte socialista. Benito Mussolini, direttore dell'Avanti, improvvisamente nell'ottobre del 14 scrive un articolo in cui dice che i socialisti devono abbandonare il neutralismo. Mussolini, posso dire alla romana, che è una merda, ma ha diciamo una buona sensibilità diciamo nel sentire che cosa pensa il popolo. Mussolini dice: i socialisti non possono essere pacifisti e neutralisti quando l'onda della storia dice guerra. Ok? Quindi cambia idea per opportunismo, perché l'onda della storia sta andando verso la guerra, e lui dice: noi non possiamo allontanarci dalle masse che poi nel maggio radioso vogliono correre verso le trincee a farsi ammazzare. E Matteotti, che è un raffinatissimo polemista e che in questo momento lo fa da giovane dirigente locale socialista della provincia di Rovigo, ma che poi lo farà per tutta la sua carriera, praticamente tutti i giorni dal 21 in poi, e poi vi racconto come, scrive un articolo che si chiama Mussoliniana, sempre sulla lotta, per sbertucciare per questa prima incoerenza di Mussolini, e scrive: non si meraviglia, chissà, come molti di questi cosiddetti rivoluzionari non siano altro che degli impulsivi momentanei, dei letterati della politica, capaci di porre come dogma assoluto per ogni luogo e tempo quello che 10 minuti dopo rinnegheranno. Per noi, quando un uomo arriva a comporre un manifesto per la neutralità, cosa che aveva fatto Mussolini, per la neutralità assoluta, a lanciarlo per tutta Italia come segno di un partito, e 20 giorni dopo ne parla come di un puro esercizio dialettico, di propaganda, dal quale l'azione deve essere diversa, anzi opposta, il giudizio è chiaro e non ne parliamo più. Ok? Lui su questa sua coerenza, che pagherà purtroppo, come sappiamo, alla fine con la vita, ma durante tutta la carriera anche con un po' di isolamento, perché non fa uno sconto a nessuno, Matteotti mai, è già incredibile.
perché comunque lui appunto era un piccolo dirigente e se la prende col direttore dell'Avanti, che poi avrebbe fondato il Popolo d'Italia, che era un leader nazionale, che aveva già fatto un partito, ma lui scrive mussoliniana. Sentite questo sciocco che cambia idea da un momento all'altro. E quando arriva il Maggio radioso del 1915 e c'è un clima per le strade in Italia che è incredibile, con i ragazzi che girano con le bandierine e con i gagliardetti felici di andare in guerra, felici che l'Italia sta per andare in guerra, lui scrive un articolo che si chiama L'ultima vergogna, che è secondo me un piccolo capolavoro anche di denuncia di come funziona la propaganda e che anche questo parla all'oggi. Anche questo parla a come nel nostro dibattito pubblico noi siamo tentati e portati a metterci una casacca, a metterci un elmetto pro-Ucraina contro l'Ucraina, senza introdurre mai un elemento di criticità. Pensare, studiare. Lui è uno che studia e scrive. Studia, legge i giornali, da subito lui conosce il francese, l'inglese e il tedesco per i suoi studi giuridici. Doveva finire così, scrive in questo articolo che si chiama L'ultima vergogna, è del 15, cioè doveva cominciare così. La povera bestia, il popolo, doveva andare al mattatoio gridando gioiosa, le bandierine multicolori infisse sul capo e battimani sollazzevoli della studentaglia in calzoni semicorti. Non bastava loro un contadino, un operaio, ancora incosciente, che lasciasse la casa con l'otto mansueto ma triste per le lacrime nascoste. Ci voleva ancora la grande ubriacatura, conforme allo stile francese. I francesi erano entrati in guerra un anno prima. Vedevano i francesi tornare dal fronte treni carichi di morti e di feriti. Gli italiani, pur vedendo questa cosa qui, dovevano comunque andare contenti in trincea. Conforme allo stile francese, quando in Francia ancora non correvano sulla via del ritorno i treni carichi di ferite sanguinanti. Prepariamoci, ormai qui arriva a essere anche un po' lirico, un po' poetico, prepariamoci ormai a veder dilagare la menzogna, prepariamoci a leggere vittorie sopra vittorie, i socialisti sotto il bavaglio della censura o la mercé d'ogni revolver di sbirro non esisteranno più, il re amico di Guglielmo diventerà il gran re della vittoria. E qui fa una denuncia. Lui dice Vittorio Emanuele, che è amico di Guglielmo di Germania, in realtà gli va a fare la guerra, quindi sta anche denunciando il voltafaccia dell'Italia sul fronte. E ogni piccolo savoiardo sarà un eroe incommensurabile. Lui ovviamente è un repubblicano, non vuole la monarchia. E Rapagnetta, che sarebbe D'Annunzio, venderà una gesta per ogni decade. Orsù lavoratori, che fate? Levatevi il cappello, passa la patria. E ormai più non ci sono i socialisti, passa la rovina, passa la guerra e voi date ancora la vostra carne martoriata. Poesia. Questo è il Matteotti. Fino a qui abbiamo fatto un po' di teoria, adesso qui andiamo un po' sulla storia, un po' più nel particolare di quello che combina Matteotti, perché Matteotti, qui siamo nel maggio, si ammala in quell'estate, lui è settimo figlio di madre vedova a cui sono morti tutti i figli tranne lui. Due dei figli della madre, Isabella, muoiono di tisi, lui ha dei gravissimi problemi ai polmoni, si ammala nell'estate del 15, viene riformato, okay? Va in vacanza sul lato di Garda, torna in consiglio provinciale a Rovigo e il suo antimilitarismo è tale che non vuole mollare un colpo. Si sposa nel gennaio del 1916 e invece di fare un viaggio di nozze con Velia, che è una raffinatissima poetessa, sorella di un tenore leggendario famoso in tutto il mondo, lui ricco, lei poetessa, scrittrice, sorella di questa star internazionale, potrebbero fare delle loro vite quello che vogliono. E invece che cosa fa Matteotti? Va in consiglio provinciale e si scaglia contro la guerra e contro i consiglieri che sono favorevoli alla guerra in modo così violento e così virulento che viene denunciato per sedizione. Non solo, subisce un processo, viene condannato, non solo, l'esercito, lo Stato Maggiore dell'Esercito, vede che questo socialista così popolare, perché prendeva una quantità di voti per via del suo lavoro sul territorio sindacale e amministrativo incredibile, così popolare, nella provincia di Rovigo è un rischio perché è troppo vicino al fronte. Pur essendo riformato, gli mettono la divisa e lo spediscono in Sicilia per 30 mesi.
Quindi lui, appena sposato, finisce in Sicilia per 30 mesi e all'avvocato che fa ricorso contro questo provvedimento non dice ti prego trova il modo di farmi tornare da mia moglie, non dice trovami il modo di farmi trovare a Rovigo, dice non faccio un passo indietro su nulla se non sul diritto che ha un consigliere provinciale di Rovigo di dire esattamente quello che vuole. Ok? Torniamo a quello che diciamo all'inizio. Quanti politici di quelli che avete voi sotto gli occhi oggi farebbe qualche cosa di simile? Credo pochi. E andiamo al clou, diciamo, del racconto matteottiano, perché Matteotti torna comunque dai forti siciliani nel marzo del 19, viene eletto, fa questa campagna elettorale, prima vi ho letto un pezzetto dei suoi comizi, viene eletto deputato e tra il 20 e il 21... c'è un capitolo del libro che si chiama Il 21 cambia tutto, perché secondo me è un anno della storia d'Italia che viene studiato troppo poco. Adesso vi dirò perché. Tra il 20 e il 21 si accorge che tutte le sue conquiste che ha fatto sindacali e amministrative piano piano si stanno sgretolando, perché nel territorio, nel Polesine, si è saldato una stranissima alleanza tra quelli che erano dei rivoluzionari, i fascisti, perché i fascisti nascono rivoluzionari, nascono dal socialismo e nascono rivoluzionari, e i proprietari terrieri. Allora, c'è un congresso che è famosissimo perché per chiunque sappia un po' di storia del comunismo, che è quello di Livorno del 21. Il congresso di Livorno del 21 è quello durante il quale, non essendoci l'espulsione dei riformisti voluta da Mosca, i comunisti, che era una corrente del Partito Socialista, esce dal teatro dove si sta svolgendo il congresso di Livorno, esce cantando l'Internazionale e fondano il Partito Comunista. Matteotti, che è un leader del Partito Socialista, a questa scena non partecipa. E perché non partecipa? Perché mentre era al congresso arriva un telegramma e gli dicono che hanno arrestato a Ferrara il sindaco e il capo della Lega Bracciantile, della Camera del Lavoro, scusatemi. Quindi lui parte, lascia il congresso più importante della storia del socialismo, proprio perché a lui delle diatribe ideologiche non interessava niente, sa che c'è un luogo da presidiare e quindi prende un treno, va a Ferrara e per la prima volta misura la violenza del randello fascista. Scende dal treno, viene accolto da un gruppo di fascisti e gli arriva la prima bastonata. Stando sul territorio si accorge di quello che vi dicevo, e cioè che c'è questa piccola saldatura, piccola grande saldatura tra fascisti e proprietari terrieri. E vede che nel Polesine, dove lui aveva ottenuto dei risultati eccezionali dal punto di vista sindacale, con due fattispecie contrattuali che si chiamano l'imponibile di manodopera, che sembra una formula oscura, ma che semplicemente è un modo per dire che in un campo che non viene coltivato ci devono comunque essere degli operai, dei braccianti pagati, e poi col collocamento affidato alle leghe bracciantili, quindi il collocamento non di derivazione proprietaria, il proprietario si sceglie solo quelli che vuole pagare lui. Lui ha ottenuto queste due cose che sono due piccole cose. Vede che si sta sgretolando tutto e allora comincia a raccogliere dati e il 31 gennaio del 1921 va alla Camera e fa un discorso sulla violenza fascista. E ricordiamoci qualche piccola data, ok? 31 gennaio 1921. La marcia su Roma è dell'ottobre del 22. Le leggi fascistissime sono del 25-26, le leggi razziali sono del 38, l'entrata in guerra è del 39. Siamo nel gennaio del 21. Lui va alla Camera, essendo un uomo di numeri, di dati, il giurista, il sindacalista, l'amministratore, comincia il suo discorso dicendo: se il gruppo socialista mi ha dato il compito di fare questo discorso non è perché vuole che io scaldi i cuori, ma perché vuole la precisione del sillogismo. E lui, con la precisione di un sillogismo, comincia a denunciare queste violenze fasciste. Non solo le violenze fasciste. Comincia a dire: io so perché ci sono i fascisti ci sono perché i proprietari non vogliono che noi abbiamo degli avanzamenti contrattuali, non vogliono che noi abbiamo delle conquiste. I fascisti non reagiscono alle nostre violenze, alle poche violenze che vengono dai socialisti, perché quelle violenze vengono punite dallo Stato. C'è già lo Stato, ci sono le guardie regge, ci sono i carabinieri, noi veniamo arrestati, i socialisti vengono arrestati, non c'è bisogno della violenza fascista per punire le violenze socialiste.
Quindi lui riconosce questa saldatura, denuncia la stampa borghese dicendo che quando si tratta di una violenza che viene dai fascisti, il titolo è "Sono stati sparati dei colpi", cioè genericamente, una cosa che succede anche ora in realtà. E quando invece un bracciante fa a pugni con un fascista, il PSI aggredisce un comune cittadino. Quindi lui denuncia questa distorsione dell'informazione. Parliamo del 21, pensate quanto è, diciamo, preveggente su quello che poi succede in termini di comunicazione nel paese. Fa questa denuncia e alla Camera dei Deputati nessuno dice nulla. Lui dice: chi si assume la responsabilità politica di queste violenze? Perché non ci sono fascisti. Di fascisti alla Camera nel 21 ce ne sono 0. Quindi non si capisce chi si assume la responsabilità politica di questi comportamenti. E stanno tutti zitti. Il 10 marzo, per dirvi che cosa succede nel suo Polesine, il 10 marzo lui torna alla Camera e fa un discorso in cui evidentemente, visto che nessuno ha reagito, vuole descrivere puntualmente come avviene un'aggressione nel Polesine, nel suo Polesine. E dice: nel cuore della notte, mentre i galantuomini sono nelle loro case a dormire, arrivano i camion di fascisti nei paeselli, nelle campagne, nelle frazioni composte di poche centinaia di abitanti. Arrivano accompagnati naturalmente dai capi dell'agraria, sarebbero i proprietari terrieri, sempre guidati da essi, poiché altrimenti non sarebbe possibile conoscere nell'oscurità, in mezzo alla campagna sperduta, la casetta del capolega e il piccolo miserello ufficio di collocamento. Si presentano davanti a una casetta e si sente l'ordine: circondate la casa. Sono 20, sono 100, sono armati di fucili e di rivoltelle. Si chiama il capolega e gli si intima di discendere. Pensate a questa scena di notte nella campagna, i 100 che circondano la casa del capolega, gli si intima di discendere. Se il capolega non discende, gli si dice: se non scendi ti bruciamo la casa, tua moglie e i tuoi figlioli. Per dire le violenze fasciste, no, ma figuriamoci. Il capolega discende, sì, il capolega discende, se apre la porta lo pigliano, lo legano, lo portano sui camion, gli fanno passare le torture più inenarrabili, fingendo di ammazzarlo, di annegarlo. Qui sembra esserci il waterboarding di Guantanamo. Poi lo abbandonano in mezzo alla campagna nudo, legato a un albero. Se il capolega invece è un uomo di fegato e non apre e adopera le armi per la sua difesa, allora è l'assassinio immediato che si consuma nel cuore della notte, 100 contro 1. Questo è il sistema del Polesine, dice Matteotti alla Camera. Succede qualche cosa? Siamo nel 21? Il re fa qualcosa? Il capo del governo Giolitti fa qualcosa? No, nessuno fa nulla. Però ci sono delle conseguenze. Perché Matteotti il 12 marzo, 2 giorni dopo, il 12 marzo del 21, ha una riunione sindacale nella Camera del Lavoro di Castel Guglielmo, ci arriva in Calesse e mentre sta arrivando in Calesse con un suo collega di partito, una bicicletta gli viene incontro e gli dice: guarda che ti stanno aspettando i fascisti. E lui dice al suo collega: scendi, vado da solo. Lui arriva col Calesse di fronte alla sede della Camera del Lavoro dove sono i fascisti, dice ai suoi di non reagire, segue i fascisti nella sede dell'agraria, quindi dei proprietari terrieri, lo prendono, lo caricano su un camion, lo picchiano, lo seviziano, abusano sessualmente di lui, questo nelle cronache, marzo del 21, questo nelle cronache dei quotidiani e dei settimanali liberal-democratici dell'epoca, abusano sessualmente di lui, lo scaricano di notte in un campo e gli dicono: se tu torni in questa provincia noi ti uccidiamo. Quindi un deputato del Regno, marzo del 21, viene messo al bando dal suo territorio, da casa sua, e Matteotti, che muore nel giugno del 24, non tornerà mai più a casa sua per questo motivo. Ok? Quindi il clima che si registra è questo. Lui da quel momento è costretto, per questo vi dicevo della vita avventurosa, c'è una campagna elettorale per le elezioni del maggio del 21 che lui fa nelle province limitrofe
facendo incontri clandestini con i militanti dei socialisti, con i braccianti, con gli operai della zona, nelle province limitrofe, spesso incappucciato. Ci sono queste cronache anche divertenti di Matteotti vestito da prete, Matteotti con la barba finta. Lui stesso scrive a Velia: mi sono travestito come in un dramma russo. Quindi comunque è costretto a questa clandestinità folle. Lui da questo momento capisce che la battaglia per la giustizia sociale deve ovviamente andare avanti, ma c'è un problema di diritti e di, diciamo, agibilità politica che diventa più importante. E lui da questo momento punta Mussolini, punta i fascisti, e lo fa studiando, lo fa cercando di far entrare in contraddizione Mussolini più che può, in ogni sede possibile. Lo fa dicendo ai suoi di non reagire mai alle violenze. La cosa incredibile di Matteotti è che per tutta la sua vita da perseguitato dai fascisti, ai suoi dice sempre: non rispondete, ed è consapevole del fatto che questo non rispondere alla violenza rischia di far implodere il socialismo. A un certo punto dice: rischiamo di fare la fine dell'asino di Buridano. L'asino di Buridano è quello che, messo in mezzo a due sacchi di mangime, indeciso se mangiare a destra o a sinistra, muore di fame. E lui dice: indecisi tra menare o non menare, perché se meniamo la polizia ci arresta, se non meniamo finiamo, e rischiamo semplicemente di morire. Ed è effettivamente un po' quello che succede al movimento socialista in questi anni. Allora, l'opposizione al fascismo di Matteotti diventa più che radicale e non creduta. Lui comincia a scrivere articoli in cui prima di tutto se la prende con la borghesia italiana, la borghesia che ha avuto paura della rivoluzione bolscevica e che quindi si è affidata al fascismo, e gli dice, e lo scrive: voi avete avuto paura della violenza bolscevica e avete subito la violenza fascista, non avete fatto niente. Avete avuto paura della dittatura del proletariato socialista e vi siete beccati la dittatura, questo dopo il 22, ovviamente dopo l'ottobre del 22, vi siete beccati la violenza fascista. Avete avuto paura di uno Stato che si impossessasse del mercato, quello socialista, e adesso vi beccate uno Stato che controlla dai suoi gangli ogni piccolo appalto, ogni piccola nomina, ogni piccola assunzione. Quindi il suo obiettivo è sbertucciare più possibile le incongruenze, diciamo le menzogne di Mussolini. Lo fa tra l'altro compilando anche alcuni opuscoli, ognuno dei quali ha delle conseguenze che poi portano al gran finale, a quello che è il finale più tragico e più tremendo, ma che hanno delle conseguenze. E questo per dire, per quelli che sostengono, perché c'è anche chi sostiene che ovviamente Matteotti non sia stato ucciso dai fascisti e non sia stato ucciso da Mussolini per ordine di Mussolini, ma elencare tutte queste violenze che lui ha subito serve per far capire quanto invece fosse quasi un percorso naturale, quasi inesorabile, non volontario da parte sua, ma quanto fosse quasi inesorabile questa fine. Lui a un certo punto, nel maggio del 23, scrive una circolare per tutte le sezioni, tutti i circoli socialisti. Essendo segretario, lui nell'ottobre del 22 diventa segretario del Partito Socialista Unitario, che sono i riformisti. Poi ci sono i massimalisti, che tengono il PSI, il Partito Socialista Italiano, e poi ci sono i comunisti. E lui scrive questa circolare e dice a tutti i compagni: caro compagno, in ciascuna delle province italiane, avanti e dopo la guerra, ha fatto certamente il suo passaggio e ha piantato almeno temporaneamente le sue tende qualcuno di quei mattoidi o criminaloidi o commedianti che si proclamavano rivoluzionarissimi e che oggi invece sono tra i capi o dirigenti del fascismo nazionale o locale. Quindi lui sta dicendo: quelli che adesso fanno gli uomini d'ordine erano quelli che prima facevano i mattarelli. È necessario raccogliere, comincia un lavoro lui di dossieraggio meticolosissimo, è necessario raccogliere per ogni luogo esatte notizie, dati, fatti, articoli di giornale, discorsi di quel tempo. Se a voi mancano le notizie rivolgetevi ad altri compagni nella provincia, vi garantiamo la massima discrezione e vi raccomandiamo la massima precisione e sollecitudine. Saluti cordiali, il segretario Matteotti.
Questa circolare viene beccata immediatamente dall'agenzia Stefani, che è l'agenzia di stampa fascista, pubblicata sul Corriere della Sera, e ha un effetto immediato. Il Popolo d'Italia, il quotidiano diretto da Mussolini, scrive, ormai da Arnaldo Mussolini, fratello, perché Benito è a Palazzo Chigi, è il Presidente del Consiglio, e scrivono questa cosa in leggerezza, diciamo, per far capire il clima dei tempi che lui viveva. Quanto al Matteotti, volgare mistificatore, notissimo vigliacco e spregivolissimo ruffiano, sarà bene che egli si guardi, che se dovesse capitargli di trovarsi con la testa rotta, ma proprio rotta, non sarà certo in diritto di dolersi dopo tanta ignobiltà. Ok? Quindi le minacce, diciamo, non sono velate, che sono piuttosto dirette. E lui continua però, non si ferma mai. Ricordiamoci che lui è già stato rapito, ha subito delle altre violenze, tra l'altro l'hanno beccato al Palio di Siena, stava con la moglie, l'hanno inseguito e l'hanno menato anche lì. A Padova lo buttano giù da una moto, provano a buttarlo giù da una moto perché lo riconoscono, perché appunto lui non doveva circolare. Lui va avanti e compila un altro opuscolo che diventa però un libretto, che viene pubblicato nel gennaio del 24, ma che diciamo, a cui lui lavora durante tutto l'anno di governo di Mussolini, che si chiama Un anno di dominazione fascista. Un anno di dominazione fascista è un'incredibile inchiesta giornalistica che fa Matteotti e che certifica le balle che dice Mussolini sull'economia, sulla violenza e sulla natura del fascismo. Nella prefazione a questo opuscolo, Un anno di dominazione fascista, lui scrive: il governo fascista giustifica la conquista armata del potere politico, l'uso della violenza e il rischio di una guerra civile con la necessità urgente di ripristinare l'autorità della legge e dello Stato e di restaurare l'economia e la finanza salvandoli dal pericolo. I numeri, i fatti e i documenti raccolti in queste pagine dimostrano invece che mai, come nell'anno fascista, l'arbitrio si è sostituito alla legge, lo Stato ha servito alla fazione e divisa la nazione in due ordini, dominatori e sudditi. L'economia e la finanza italiana nel loro complesso hanno continuato a migliorare e ricostruire lentamente le devastazioni della guerra, ma ad opere delle energie sane del paese, non per gli eccessi o le stravaganze della dominazione fascista, alla quale una sola cosa è certamente dovuta: che i profitti della speculazione e del capitalismo sono aumentati di tanto, di quanto sono diminuiti i compensi e le piccole risorse della classe lavoratrice e dei ceti intermedi, che hanno perduto insieme ogni libertà e ogni dignità di cittadini. Gennaio del 24. Come risponde in persona Benito Mussolini a questo libretto? Premessa, mi sono dimenticato, scusatemi. È la prima volta che sto da solo su un palco, dovete essere un po', diciamo, 5 minuti? No, come 5 minuti? Allora, come risponde il delitto, il processo li devo fare in 2 minuti, mi hanno detto. Sarò rapidissimo. Risponde, lui va in giro per l'Europa a dire queste cose. Cioè uno degli obiettivi che ha Matteotti è dire a tutti i governi, anche socialisti che sono in Europa e che guardano a Mussolini con un po' d'ammirazione comunque, perché la propaganda mussoliniana è fortissima. Effettivamente nel paese si è ridotta l'azione socialista, quindi questo Mussolini magari. E invece lui dice, guardate, e manda questo opuscolo in giro per l'Europa. E Mussolini risponde così: alla commemorazione di un fascista ucciso a Parigi. Altri responsabili sono coloro che vanno raccogliendo in tutti i villaggi d'Italia, più o meno oscuri, la cronaca di violenze insignificanti per montare l'opinione pubblica e per armare il braccio dei criminali. Io vi dico che nel mio spirito stanno forse maturando le decisioni gravi e irrevocabili. Qui torniamo sempre a Mussolini, che in realtà non è il vero mandante dell'omicidio Matteotti. Una cosa che è stata detta anche recentemente da Marcello Veneziani. In realtà dietro c'è l'ombra della massoneria. Ricordiamoci tutte queste violenze, queste aggressioni, queste minacce
che subisce. 5 minuti sono veramente pochi, perché per capire quanto fosse consapevole Matteotti del suo status, a un certo punto scrive a un professore che gli dice: lascia perdere la politica, lo vede in pericolo, lascia perdere la politica, vieni a fare con me il professore universitario, abbiamo detto che era un giurista. E lui gli risponde: illustrissimo professore, ritrovo qui la sua lettera gentile e non so come ringraziarla delle espressioni a mio riguardo. Purtroppo non vedo prossimo il tempo nel quale ritornerò tranquillo agli studi abbandonati. Perché? Non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso per rivendicare quelli che sono, secondo me, i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna. Ma quando io potrò dedicare ancora qualche tempo agli studi prediletti, maggio 2024, lui dopo un mese muore, quindi immagina un futuro che in realtà non c'è, poveraccio. Ricorderò sempre la profferta e l'atto cortese. Ma perché vi leggo questa cosa? Perché nel maggio del 24 il posto più pericoloso dove stare in Italia era fare il deputato del Regno e il segretario di un partito d'opposizione. Allora, io non so se voi vi aspettavate un racconto del delitto. Il 10 giugno del 24 Matteotti viene atteso sul lungotevere andando da Brescia alle 16:30 da un gruppo chiamato la Cieca Fascista, che sono dei delinquenti tagliagole osceni che lo prendono, lo picchiano, lo caricano su una macchina e lo accoltellano e lo scaricano nel bosco della Quartarella, dove viene trovato il 16 agosto, quindi un mese e mezzo dopo, non casualmente il 16 agosto, perché Mussolini è astuto e sa che gli italiani il 15 agosto sono in vacanza e quindi se ne fregheranno. In realtà gli italiani non se ne fregano, c'è un grandissimo sommovimento popolare, c'è l'Aventino, i partiti dell'opposizione decidono di non partecipare più ai lavori della Camera. Perché fanno questo? Per protesta, perché non si fa niente e non viene ristabilita quello che considerano la normalità, perché sperano che il re venga sensibilizzato. Ma il re non fa nulla, come non ha fatto nulla nell'ottobre del 22. Il re, anche di fronte a prove evidenti del fatto che i fascisti hanno ammazzato un deputato del Regno, non fa nulla. Il re ha nel cassetto il memoriale di Cesare Rossi, che è il portavoce di Mussolini e che descrive tutti i meccanismi con cui la Cieca Fascista punisce gli oppositori, e non fa nulla. Questo memoriale viene pubblicato sul Mondo alla fine di dicembre del 24 e non succede nulla. Anzi, Mussolini, 3 gennaio del 25, fa il suo famoso discorso in cui rivendica la responsabilità politica e morale dell'omicidio. Allora, mi prendo qualche minuto in più per dire due cose. Primo, che Matteotti non era soltanto questa meraviglia politica che io vi ho descritto, magari voi non la considerate una meraviglia politica, ma io sì. Era anche un uomo molto puntiglioso. Quando ho cominciato a occuparmi di Matteotti, sono andato a parlare con il presidente di una fondazione e il presidente della fondazione mi ha detto, non vi dico quale perché sennò insomma, fa una brutta figura lui, mi ha detto: però diciamocelo, Matteotti era un meraviglioso rompicoglioni. Un po' l'avete capito dal tipo di puntigliosità e di precisione e di studio che aveva, ma questo suo essere rompicoglioni lo applica anche con sua moglie Velia. E qui veniamo al Matteotti privato. Il Matteotti privato era un uomo del suo tempo, un uomo che oggi non verrebbe apprezzato se venissero alla luce, diciamo, i suoi comportamenti familiari. Non usava violenza nei confronti della moglie, ma diciamo che faceva quello che oggi verrebbe chiamato il mansplaining. Alla moglie, come il personaggio di Verdone, di Biancorosso e Verdone, che si chiama Furio, poi non so se lo ricordate, Furio con Magda dice non ne posso più, perché Furio gli dice qualsiasi cosa, lui faceva esattamente la stessa cosa, gli mandava un baule con dei vestiti, faceva l'elenco di tutti i vestiti che c'erano dentro al baule, in una busta gli mandava... Come? No, in una busta gli mandava la chiave. Gli spiega durante la pandemia di influenza spagnola, mentre lui è in Sicilia, spiega alla moglie come si deve muovere nella casa, quali sono le stanze che lui deve frequentare. E poi arriva al capolavoro assoluto, per cui oggi verrebbe denunciato nella pubblica piazza, per cui nasce il figlio Giancarlo. Lui in un telegramma dice: complimenti, sono molto felice per la nascita di Giancarlo, anche il mio volume sulla Cassazione sta andando bene, come se bene o male fossero la stessa cosa. Ma non solo,
Velia comincia ad allattare e lui gli scrive una lettera in cui le dice come deve allattare. Ed è una roba che detta oggi sarebbe, diciamo, non sarebbe accettata in nessun modo. Però io volevo, nei 45 secondi che mi sono rimasti, parlare del perché oggi è importante raccontare questa storia. Adesso dico una cosa un po' politica e mi dispiace per chi non la condivide, però secondo me va detta. Perché in questo paese un po' sventurato e senza memoria, oltre ad avere diciamo giovani del partito della maggioranza che inneggiano a Sigail, fanno saluti fascisti, prendono in giro deputati di religione ebraica, oltre ad avere un presidente del Senato che si vanta dei suoi busti di Mussolini, responsabili del partito campano che festeggiano il proprio compleanno con la torta col faccione di Mussolini, candidati alla presidenza della Sardegna che si scrivono astutamente Trux sul braccio, come se fosse una nota di merito. Oltre a queste cose che qualcuno considera folklore, ma che secondo me in realtà sono piccoli segnali un po' provocatori nei confronti delle persone democratiche che ovviamente si inalberano, ma un po' anche per testare quanto è possibile fare questa cosa. Io ti faccio vedere la torta con Mussolini, vediamo come reagisci. Piano piano diventerà la normalità. Sta succedendo un po' questo. Ma oltre a questo abbiamo anche una classe dirigente che cerca un po' di riscrivere la storia. Oltre al Presidente del Senato, torniamo sempre a lui che tiene i busti, diciamo, una persona che punto in modo particolare, oltre al Presidente del Senato che racconta che a Via Rasella, invece che un battaglione di nazisti riesce a dire che erano dei pensionati, dei suonatori pensionati, abbiamo anche un abile Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dice che alle fosse ardeatine sono morti degli italiani. No, non sono morti degli italiani, sono morti degli antifascisti e degli ebrei. Scriviamo la storia come è fatta, ma non solo. Prima vi dicevo di gennaio, vi dicevo del discorso del gennaio del 1921 in cui la natura criminale, violenta, codarda, 100 contro 1, codarda e corrotta del fascismo è chiara dal 21, è importante saperlo ed è importante leggere questa storia. Vi invito, farò delle dediche molto alate, tra l'altro. È importante sapere questa storia per smontare la barzelletta che ormai è diventato il sentire comune. Se voi andate nelle scuole dicono questo, che il fascismo è diventato brutto e cattivo soltanto nel 1938 con le leggi razziali e soltanto con l'ingresso in guerra del 1939, non perché Mussolini sia un criminale e anche lui tra l'altro codardo. Se abbiamo 3 minuti vi dico perché lui, sapendo che Matteotti era morto, alla moglie che gli chiedeva notizie su Matteotti gli disse faremo di tutto per trovarlo, e lui sapeva, aveva in mano il passaporto di Matteotti. Quindi noi siamo diventati brutti e cattivi come fascisti, del motivo per cui noi abbiamo il fascismo ancora oggi sotterraneo e carsico, perché siamo convinti che sia stata una parentesi brutta del nostro Novecento in cui i tedeschi ci hanno traviato. No, deve essere chiaro da dove veniamo. No, io voglio restare qua, non me ne vado. Noi ti ascolteremo per ore, guarda. Non ci credo. Lascio che si prenda questo bell'applauso, grazie. È a Matteotti l'applauso, tanto lo so. Non è che non... Allora, chi avesse piacere di farsi firmare una copia del libro, chi sì, trattieni? Io faccio delle dediche meravigliose. Benissimo. Allora, molto poetiche. Adesso magari liberiamo la corsia centrale, così se vi volete piano piano mettere in fila. Allora, un attimo solo che facciamo un po' di spazio anche sul palco. Abbiate un minuto di pazienza, così possiamo fare tutte le firme.
Se resta una copia non vengo più a voi, ve lo dico. Quindi mi raccomando, non fateci fare brutta figura. Devo scendere io?